pomeriggio e buon ascolto a tutte le signorine, a tutti i signorini e nonché ai co-conduttori. Ne vedo uno che sta già là, tutto bello pronto, il mitico co-conduttore Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, nonché capo dipartimento carceri e Polizia Penitenziaria della Lega, nonché assistente del sottosegretario della Giustizia Antonio Andrea Ostellari, è mitico co-conduttore di questa trasmissione, lo spazio più in collaborazione col SINAP, lo spazio radiofonico del venerdì pomeriggio. Antonio, buongiorno e benvenuto e bentornato qua in Radio Fra Noi, anche se sempre solamente da remoto. Quando ti riavrò qui con me? Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno alla regia e grazie sempre, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al SINAP. Sono stato di recente però live, verrò venerdì prossimo, promesso. Scusa, venerdì live che è? Uè, ci è sto live? Di presenza sono stato... Ti posso concedere, Antonio, ti posso concedere il napoletano, ma con la lingua della perfida Albione io in questi giorni non ci voglio avere a che fare, va buono? Va bene. Di presenza, va bene? Ti aspetto di presenza di qua. Presenza, bene. Antonio, mi sa Eccomi, che... mi vedete? Sto avendo problemi. Noi ti vediamo benissimo. Noi ti vediamo benissimo a livello di WhatsApp, qua, cioè se di Skype qua è un problema. Prova a parlare ancora un po', vediamo. No, dato via. Niente, tanto proviamo col telefono, dai. Se no appunto qua facciamo a tratti e non va bene così la trasmissione. Allora, nel frattempo che sveva la mitica regista di Radio Libertà ci mette in collegamento con Antonio Fellone, io voglio usare questi pochi minuti per salutare una persona che a me è stata molto cara e come a tanti altri. Ecco, questa persona è Suor Paola Dauria, che era l'angelo delle carceri per quanto riguarda in particolar modo i detenuti del carcere di Regina Coeli di Roma, e non solo, comunque era l'angelo dei detenuti, ma era anche l'angelo degli agenti della polizia penitenziaria che nel carcere appunto di Regina Coeli a Roma ci prestano servizio. Sor Paola è un personaggio molto noto perché è stata a quelli del calcio per tanti anni, l'hanno conosciuta in tanti l'hanno conosciuta come tifosa della Lazio, invece Suor Paola era una tifosa delle persone in difficoltà, che ha seminato talmente tanto bene, ha fatto talmente tanto bene e ha continuato ad aiutare al di là delle persone che stavano in carcere, anche donne, bambini, famiglie intere, costituendo una fondazione da lei appunto pensata, ideata, creata e portata avanti. E tante di queste persone appunto ancora oggi godono di quelle che sono queste attenzioni appunto alle persone in difficoltà, appunto insomma. E in questo penso che siano terminati da poco i funerali, perché l'esequie di Suor Paola si sono tenuti a Roma e la cosa che a me mi ha fatto simpatia è che praticamente il corteo funebre sarebbe passato davanti allo Stadio Olimpico. È una cosa appunto che a me un po' commuove, perché ripeto, io ho avuto modo di conoscerla. Suor Paola, a seguito di reiterate insistenze mie, è riuscita appunto a fottere, a rubare, cioè a farsi regalare, non a fottere, non a rubare, la maglia da Beppe Signori, e me la consegnò appunto ancora intrisa del sudore di Beppe Signori, questa maglietta qua appunto. Lei mi raccomanda, mi raccomando,
non la fare lavare, che quella appunto me l'ha appena data, Beppe Signore se l'è tolta e me l'ha data così, non la fare lavare perché quello è sudore santo. Ecco, io questa maglietta la consegnai appunto a un appuntato della polizia, a un assistente capo della polizia penitenziaria di Regina Coeli, che appunto la regalò al figlio che era un patito della Lazio. E per questo appunto in pratica me la ricordo molto, ma molto, con molto affetto, insomma. Perciò Sor Paola, ciao e grazie, aiutaci ancora dal cielo, che ne abbiamo bisogno. Antonio, sei Sì, tornato? Ma c'è stato un problema via tecnico. Skype o dal telefono? No, sono via Skype, via Skype. E di presenza ci sarò venerdì prossimo, va bene? Anzi, prometto una puntata scoppiettante venerdì prossimo, ne sono certo. Quindi l'importante è che mi vedete bene e mi sentite bene, perché sei magari bellissimo. c'è stato... Antonio, allora sei non mi, bellissimo così. allora non mi vedi bene. No. È che ho fatto l'intervento agli occhi, perciò ho migliorato anche la vista. Ecco, allora a posto stiamo. Allora, senti, hai sentito cosa la mia commemorazione nei confronti di Sor Paola D'Auria? Assolutamente sì, ma chi ama il calcio come non può non ricordare Sor Paola, perché ricordo gli anni di quelli del calcio, no? La trasmissione su Rai 2 mi faceva morire da ridere, anche se lei era tifosa della Lazio, laziale fino all'osso, però era divertente, a parte che era un altro calcio, un altro clima, un'altra situazione, e Sor Paola ci ha fatto sempre divertire. Io guardavo spesso quelli che è il calcio, la sua presenza lì rallegrava, no? Quella che era la trasmissione, perché poi è tifosissima. Pace all'anima sua, che ci vegli dal cielo, magari ci stia comunque vicino. Sicuramente, quelle sono presenze che comunque rimangono anche quando appunto uno torna alla casa del padre. Insomma, Sor Paola appunto è tornata alla casa del padre, invece qua in queste case, nelle case, soprattutto nelle case di reclusione, ci siamo sempre in mezzo noi. Ci sta sempre in mezzo Antonio Fellone, ci sta in mezzo Pasquale Gallo che è in collegamento con noi telefonico, a cui diamo il nostro benvenuto. Pasquale, buongiorno e benvenuto. Pasquale? No. Non c'è Pasquale. Ci sta o non ci sta? Vabbè. Eccolo, abbiamo con noi Pasquale. Dai Antonio, a te la parola. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie. Pasquale è il segretario nazionale del SINAP, opera in Campania, è una persona che abbiamo spesso ospite qui in trasmissione, perché non è solo un collega, non è solo un appartenente allo stesso sindacato, ma è un caro amico, quindi è una persona che io stimo, è sempre molto equilibrato. Pasquale, ci racconti un po' quello che è successo in Campania, nello specifico ad Ariano Irpino di recente? Sì, Antonio, in Campania è successo quello che ogni tanto succede un poco nei vari istituti d'Italia. Di notte una cinquantina di detenuti hanno inscenato una rivolta, barricandosi nelle celle, appiccando un incendio, con il pretesto di un detenuto che si stava suicidando e che i soccorsi sarebbero arrivati in ritardo, cosa che poi si è rivelata non essere vera. E in pratica i colleghi di Ariano Irpino hanno vissuto una notte da incubo. Pochi colleghi si sono trovati a fronteggiare una situazione che agli occhi di tutti sarebbe stata ingestibile, invece con la loro professionalità, con il loro coraggio, con il loro spirito di corpo, che è quello che c'è rimasto, hanno quadruplicato le loro forze e con l'aiuto di qualche rinforzo arrivato nella notte, colleghi sono stati chiamati a casa, liberi dal servizio alle 2 di notte. Lascio immaginare qualsiasi genitore che magari ha i figli fuori, gli arriva una telefonata alle 2 di notte, può pensare di tutto, invece magari era il collega della sorveglianza generale che telefonava e dicendo di andare e di accorrere a Ariano Irpino. C'è stata, diciamo, una reazione energica da parte dei colleghi. Quella è un'occasione in cui si è vista l'unione, lo spirito di corpo, la collaborazione, che solo grazie a queste doti del personale di polizia penitenziaria che si stanno reggendo attualmente le carceri
italiane e campane in questo caso. I detenuti sono stati poi trasferiti il giorno dopo, qualcuno in Campania, qualcuno in altre regioni d'Italia. Una ventina di detenuti che sono stati individuati come capi della rivolta. Il provveditore è andato comunque nell'immediatezza a cercare di instaurare comunque delle trattative con i detenuti, e la risposta dello Stato in questo caso c'è stata, ma prima della risposta dello Stato c'è stata la risposta della Polizia Penitenziaria, la risposta dei nostri colleghi, che meritano veramente, a mio avviso, un plauso, una lode, almeno per quello che hanno fatto in quella notte, e speriamo che episodi del genere ne succedano sempre di meno, perché non si può andare avanti di questo passo, perché ormai le carceri sono governate, non tutte, ma alcune carceri comunque sono governate, alcune sezioni dei detenuti, e questo è dovuto anche al fatto che nelle carceri italiane gira droga, e ovviamente la droga l'uso della droga comporta pure questo tipo di reazioni, e ci sono interessi elevati anche a livello economico, e quindi speriamo che gradualmente si ristabilisca la situazione a livello proprio nazionale, perché non si può più gestire gli istituti non solo in carenza di personale, perché questo poi è un altro dato da analizzare. Ariano Irpino soffre di una carenza di circa una ventina di agenti rispetto a una pianta organica di 162 in totale, e una ventina sono tanti, perché una ventina di agenti in più comunque ti garantirebbero di poter fruire del riposo, di poter fruire del congedo, di poter fare turni articolati su 6 ore, non su 8 ore, di poter andare a fare un piantonamento senza attendere invano che ti arrivi il cambio. E questa è la situazione che purtroppo stiamo vivendo, e dobbiamo soltanto dire grazie ancora una volta ai sacrifici che fanno i nostri colleghi tutti i giorni, e senza nulla in cambio, senza neanche una pacca sulla spalla. E gradiremmo che almeno da parte dei vertici istituzionali del DAP ci sia un riconoscimento per questo personale che tutti i giorni, oltre a sacrificarsi, rischia anche la propria vita all'interno delle carceri, che sono diventate sempre più ingestibili. Posso dire una cosa, Pasquale? Sì, certo. Io c'ho sotto mano il Fatto Quotidiano di oggi, di venerdì 4 aprile. Alla pagina 9 c'è tutto un articolo sulla circolare del DAP del 27 febbraio agli istituti penitenziari, in cui in pratica il giornalista evidenzia che nonostante il DAP, nonostante abbia emesso una circolare, questa circolare sia stata applicata in maniera difforme sul territorio italiano. Cioè ci sono stati i direttori di certi istituti carcerari che l'hanno applicata alla lettera, altri che se ne sono fottuti, ma quello che a me più mi ha colpito è che appunto all'altra metà di questa pagina c'è un altro articolo, il report di 2 relazioni di servizio. Un agente di Sulmona riferisce le frasi di alcuni camorristi, virgolettato: vi accanite, 2 punti, adesso organizziamo una rivolta, virgola, scoppierà la guerra. Io mi sono letto tutto questo articolo e praticamente, insomma, tu prima dicevi che nelle carceri gira la droga, che chiaramente è un fenomeno che serve a fare economia anche all'interno delle galere, cioè i criminali che gestiscono il traffico di droga, se all'aperto guadagnano, che ne so, su 10 euro di droga ne guadagnano 100, in carcere invece ne possono guadagnare addirittura 1000. Ecco, però in questo articolo c'è scritto che un agente in servizio, appunto, dove ci sono i detenuti dell'alta sorveglianza, praticamente avrebbe sentito dire che da un detenuto legato alla camorra, che grazie ai telefonini che abbondano nelle galere avrebbero potuto provocare le rivolte in più carceri contemporaneamente, no? E, vabbè, a parte il fatto che c'è scritto che appunto non so come i giornalisti del Fatto Quotidiano abbiano potuto avere questa notizia che dice, la leggo così: SDL Palermitano all'indomani della stretta del padiglione blu del carcere di Sulmona lancia l'avvertimento, almeno questo scrive un agente della polizia penitenziaria, che
in una relazione riservata inviata agli uffici del DAP riporta le reazioni di alcuni detenuti. Ecco, cioè, se questa era una relazione riservata, come fa il Fatto Quotidiano a pubblicarla oggi? No? E questa è una domanda. Il fatto che appunto dei detenuti camorristi dicono che noi disponiamo dei telefonini con cui appunto possiamo dare l'ordine di sollevare rivolte in tutte le carceri contemporaneamente. Ecco, questa è una cosa che dovrebbe mettere in allarme e dovrebbe appunto essere sicuramente diciamo utilizzata una cosa del genere, perché noi abbiamo l'altro co-conduttore che oggi non c'è, che appunto sta impegnato in altre più felici cose, praticamente, che bellissime cose, direi. Esatto, infatti, e che appunto quando scoppiò la rivolta a Milano San Vittore, lui praticamente era smontato dal turno di notte, era arrivato a casa alle 8:30 è ritornato a San Vittore di corsa per appunto dare manforte ai suoi colleghi del quinto reparto di San Vittore, no? Ecco, cioè, ma come può uno Stato serio dover leggere certe cose dai giornali e sentir dire poi da appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, come siete tu, Pasquale Gallo e Antonio Fellone, queste cose qua, sentire, io sono anni che ormai conduco assieme ad Antonio questa trasmissione e mi sono un po' stancato di sentire che appunto voi in pratica siete continuamente in uno stato di emergenza continua, in uno stato di guerra in pratica, e non può continuare così, perché ne va della vostra salute psichica, fisica, e non che della salute psichica, fisica anche dei vostri familiari, cioè di ogni familiare. Qua non si può scherzare con queste cose, sono troppo importanti e non è possibile. Io vedo che Antonio guarda al cielo, guarda in alto. Antonio, tu fai attenzione, perché io ti vedo, ogni movimento che tu fai ti vedo, ecco. Antonio, noi a questi uomini, a queste donne dobbiamo trovare una soluzione, perché No, non guardavo in alto, mi stavo, perché era un atto di nervosismo. Ma in merito a queste cose qua non c'è solo questa dichiarazione, ma c'è anche alcune frasi sempre di camorristi dove dice: appuntato, vi piace proprio chiuderci da quando ci sta questo puntini di governo di destra, fino a quando c'era il governo di sinistra eravamo tutti aperti e facevamo quello che volevamo. Questa è un'altra dichiarazione. Un'ulteriore dichiarazione: le frasi di alcuni camorristi del carcere di Sulmona, sempre il Fatto Quotidiano. Questo governo di destra si sta accanendo con la chiusura dei detenuti, e in particolare questo Del Mastro, pezzo di puntini, bastardo, deve venire lui qua, deve saltare in aria. Io vi schifo a voi e a tutte le divise. Quindi questo cosa ti fa capire? Ti fa capire rispetto a quello che tu dicevi, che questo governo, rispetto a quelli che sono passati prima, che hanno rovinato le carceri, perché là le hanno rovinate, punto. Noi siamo arrivati ad un punto di non ritorno, cioè le macerie ha trovato questo governo. E questo, ripeto, questo esecutivo sta cercando comunque di rimettere in piedi una barca che era non affondata, e Pasquale ne può essere testimone. Di più, cosa accade? Accade quando, come ho detto già in passato, quando metti le mani in una situazione del genere, è ovvio che non è la bacchetta magica che oggi e domani ha risolto il problema. Però accade che ormai i cellulari stanno da tutte le parti, bisogna trovare una soluzione seria e concreta affinché non entrino più all'interno degli istituti penitenziari. Volevo ricordare a chi dice che può fare le rivolte tutta Italia, volevo ricordare che comunque nel prossimo DL sicurezza c'è il reato di rivolta, facesse pure la rivolta e poi si fa altri anni di carcere in più, non è un nostro problema. C'è una circolare del DAP voluta fortemente dal sottosegretario Stellari, che è quella che citavi tu, sulla chiusura dei detenuti. Volevo ricordare cosa significa la chiusura dei detenuti per chi non conosce il nostro mondo. Fino a qualche tempo fa, grazie a una politica di sinistra pro detenuti, i detenuti erano aperti dalla mattina alla sera e potevano circolare nei reparti a fare come dice questo detenuto,
i fatti propri. Perdonatemi. Cosa ha fatto questo governo? Ripeto, una circolare voluta fortemente dal sottosegretario Stellari. Ha detto basta, basta, perché gli eventi critici erano arrivati alle stelle e i reparti detentivi non erano altri dei quartieri dove potevi gestire e fare ciò che volevi. E a pagare dazio spesso erano anche i detenuti più deboli. Quindi non è stata una soluzione solo per diminuire gli eventi critici, ma anche per, tra virgolette, tutelare la gran parte della popolazione detenuta che non debole, però è lì che vuole farsi la propria carcerazione, non vuole problemi. Quindi oggi cosa sta succedendo? Sta succedendo che la stragrande maggioranza degli istituti si è messo in regola e ha chiuso i detenuti. Poi c'è una piccola parte di essi che non si sono attenuti alla circolare e i detenuti sono ancora aperti e ci troviamo anche detenuti in alta sicurezza aperti. Sì. Sì. C'è stata un'ulteriore stretta da parte di questo governo, da parte del Ministero della Giustizia e dei sottosegretari, affinché anche quella piccola parte esegua ciò che è previsto dalla circolare, e ovviamente i detenuti in questo caso sul Mona scalzano, perché scalciano, perché ovviamente è finita la pacchia. Antonio, fermo là. Per... Antonio Felloni, fermo là. Allora, l'articolo che noi abbiamo letto, un po' io, un po' tu, è firmato da Antonio Massari e Valeria Pacelli. Per una questione di correttezza, voglio leggere proprio il pezzo intero che questi hanno pubblicato, che è la circolare del DAP. Questo ufficio, dice il DAP, in più occasioni, è scritto nella nota del 27 febbraio scorso, ha invitato le direzioni penitenziarie ad adeguarsi con solerzia alle circolari in vigore, evitando di adottare modelli organizzativi impropri di apertura fra virgolette, delle camere detentive, in quanto ontologicamente inconciliabili con i principi che fondano il circuito di alta sicurezza. Ciò nonostante si registrano solo adempimenti formali ai quali tuttavia in taluni casi non ha fatto seguito una sostanziale applicazione delle circolari vigenti. Tale situazione appare francamente singolare. Ecco, il discorso è questo, ma insomma qua in Italia se ci sono le leggi, se ci sono regolamenti da applicare, devono essere applicati. Però, Mimmo, perdonami, una cosa devi far riflettere: questo che tu hai letto è un documento interno, non capisco come è andata a finire sui giornali. Io non per niente ho citato prima la relazione riservata del poliziotto penitenziario di Sulmona che questi hanno pubblicato, e non è giusto. Se lo fa il Fatto Quotidiano, lo voglio fare anche io. Ma anche quello che tu hai letto, no? È una circolare interna che è stata inviata ai provveditori e ai direttori. Non riesco a capire come faccia ad averla il Fatto Quotidiano. Ecco perché dico io che anche all'interno delle nostre mura noi abbiamo chi ci rima contro e ci mette in difficoltà nel quotidiano, ma non mette in difficoltà, perdonami, finisco, non mette in difficoltà la politica, ma in guai e mette in difficoltà quei poveri cristi che lavorano in prima linea e rischiano la pelle tutti i giorni. E su questo ti devo fermare perché c'è la pubblicità. Siamo arrivati al termine della prima parte. Pubblicità, e rimanete con noi perché abbiamo tanto da dire. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, sullo spazio più SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, quel sindacato che da oltre 8 anni attraverso questa radio espone quelle che sono le problematiche e le urgenze appunto del settore della polizia penitenziaria, che sta sempre in croce. Siamo in periodo pasquale, speriamo appunto che questo settore, queste persone, queste donne, questi uomini della polizia penitenziaria possano rinascere a una nuova vita più serena e tranquilla, perché appunto di tutte le complicanze che il loro lavoro produce, provoca, ne pagano loro principalmente e non che i familiari. E non è giusto che appunto i familiari, i figli debbano appunto subire queste angosce. Antonio, stiamo chiamando anche l'altro rappresentante del SINAP,
Andrea, sì. Andrea Però Mazzarelli. volevo sapere un pensiero di Pasquale in merito a quello che dicevamo prima, che come dicevo prima, le serpi ce l'abbiamo in seno, Sì, perché se i posso documenti dire, riservati escono sui giornali vuol dire che vogliono creare la ciara, ed è sbagliatissima, perché a pagare dazi poi sono i colleghi che lavorano in prima linea. però prima di Sì. passare la parola a Pasquale, perdonami Pasquale, ascoltami anche tu. In conclusione dell'articolo di questo giornale, che c'ha tutte le note particolari, c'è il riguardo appunto a quello che diceva il camorrista, che il sottosegretario deve passare di là perché così glielo dicono loro. C'è il compagno di cella, GM, gli fa eco: il sistema penitenziario è fallito da anni e adesso avete intenzione di ripristinarlo? Non ce la farete mai, le carceri sono troppo vecchie e non a norma. Questo appunto era il commento del compagno di cella, di quello che appunto ha detto che sarebbero scoppiate sarebbe scoppiata la guerra. Tu cosa ne pensi, Cocco? Al commento che ti chiedeva Antonio io aggiungo quest'altra mia domanda. Prego Pasquale. Sì, in effetti anch'io concordo perfettamente con quanto avete detto. Non è tollerabile che certe notizie riservate escano fuori ed arrivino ai giornali a livello nazionale, quindi questo è un altro fenomeno da combattere, perché la riservatezza è la prima arma che abbiamo per poter poi gestire la violenza all'interno delle carceri. Comunque, in ogni caso, e concordo anche con quello che diceva Antonio. E in effetti di questo se ne sono accorti anche i detenuti, si sono accorti che anni e anni di trascuratezza, di incuria da parte del governo precedente ha determinato nei detenuti, in tutti i detenuti, quella sensazione di impunità, di impunibilità, di poter fare quello che vogliono. E adesso noi ci ritroviamo a gestire detenuti che sono convinti e consapevoli che le carceri sono loro, che hanno conquistato sempre più territorio, hanno preso sempre più spazio ed è sempre più difficile toglierli. Allora io dico, intanto iniziamo a far rispettare le leggi, l'ordinamento che ci sono, iniziamo un'applicazione rigida dell'ordinamento penitenziario e delle leggi penali nei confronti dei detenuti. Il detenuto che viene trovato in possesso di un telefonino, denuncia immediata, condanna immediata e immediatamente 14 bis. Esistono gli strumenti, purtroppo non si vogliono applicare o si fa fatica ad applicarli. Se tu delinqui è giusto che vai in carcere, ma se continui a delinquere in carcere, allora tu nel carcere avrai un regime ancora più ristretto rispetto a un altro detenuto che magari in carcere non continua a delinquere. Il nostro motto è vigilando redimere, ma negli anni si è trasformato in redimere vigilando. Vigilando redimere significa che viene prima la sicurezza. La sicurezza deve costituire gli argini di un alveo nel quale scorre poi il fiume trattamentale, ma se non si rinforzano questi argini il fiume sonderà, con i risultati che si stanno vedendo adesso. Sì. E che purtroppo soltanto adesso, grazie a un nuovo governo, si sta cercando di porre rimedio, ma sono consapevole del fatto che è difficilissimo, perché deriva da anni ed anni di trascuratezza e di incuria, sia sotto il profilo della carenza di personale, perché la legge Madia ha fatto un taglio con una scure assurdo sul personale, e dopo questo taglio c'è stato comunque un continuo mancato turnover che ha determinato ancora di più una carenza organica. Il detenuto le nota queste cose, il detenuto nota un affievolimento da parte dello Stato, ed ecco le parole che sono state poi pubblicate sul giornale dal detenuto, e noi questo lo dobbiamo combattere. Dobbiamo cercare innanzitutto di cominciare ad applicare quella che è la legge nei confronti del detenuto. Chi continua a sbagliare in carcere significa che non è idoneo alla rieducazione, non è idoneo al trattamento, e quindi va punito severamente anche all'interno delle stesse carceri. Dobbiamo prevedere dei circuiti penitenziari ancora più stringenti nei confronti di quei detenuti che continuano a sbagliare in carcere, perché significa che non hanno intrapreso l'azione rieducativa che è prevista dalla Costituzione. O comunque, insomma, il discorso è anche questo: se un detenuto non vuole essere rieducato, però perlomeno deve essere contenuto dallo Stato, e lo Stato questo deve saperlo fare, se no poi stiamo a perdere tempo qua a parlare di queste cose, dobbiamo essere un po' pratici, o no? D'altronde
E se uno ha fame gli dai da mangiare, se ha sete gli dai da bere, però appunto se gli devi far rispettare le leggi, gliele fai anche rispettare. A me fa piacere aver saputo da te, Pasquale, che alcuni dei detenuti che hanno provocato i casini l'altro giorno, alcuni sono stati trasferiti, perché con Antonio Fellone e con tanti altri vostri colleghi con cui abbiamo avuto modo di parlare nelle nostre trasmissioni passate, veniva fuori che era diventato anche difficilissimo trasferire un detenuto da un carcere a un altro della stessa, cioè nella stessa regione. Cioè, ma siamo nell'epoca di Flixbus, di Italo, dell'alta velocità e cose varie. Mo' per spostare un detenuto che fa casino e un altro po' devi fare l'istanza al Papa. E no, non dovrebbe essere così. Diventa una cosa poco seria, insomma. E visto che abbiamo con noi anche Andrea Mazzarrese, che è l'altro rappresentante del SINAP per il Triveneto, gli diamo il benvenuto e sentiamo anche che cosa ne pensa lui. Andrea, buongiorno, benvenuto fra noi. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao Andrea. Buongiorno, ciao Antonio. Ciao, ci sono, quando volete voi sono a vostra disposizione. Allora, dici che novità ci sono dal Triveneto, che succede? Anche perché ne avete di belle. Io ho sentito poco prima di venire in radio, ho sentito la notizia di quel ragazzo serbo che ha ucciso il padre appunto a Trento, perciò anche lui è andato ad arricchire la popolazione delle patrie galere del Trentino, no? E appresso Confermo, sicuramente sarà un nostro ospite, sicuramente anche lui sarà un nostro ospite. Niente, che vi posso dire, purtroppo chi segue le cronache degli studi penitenziari sa che di questi tempi, in questi ultimi anni, ci troviamo sempre a parlare del fenomeno delle aggressioni. Noi purtroppo ne abbiamo vissuto uno venerdì scorso, venerdì sera, dove veramente abbiamo toccato il colmo. Cioè, parliamo dei detenuti, erano in 4, poi dagli accertamenti è emerso che ce n'è stato pure un quinto che è stato coinvolto pure nell'episodio, dove in buona sostanza costoro si sono armati, intanto 4 di loro, con dei piedi del tavolo da utilizzare come bastoni. Hanno visto il personale di polizia penitenziaria, hanno rotto la telecamera, la prima cosa che hanno rotto un dispositivo audio, delle neon che erano lì, un lavandino, giusto per dire distruggiamo un po' di cosucce questa sera. I poliziotti penitenziari, 2 sottufficiali che erano in servizio più 2 agenti, hanno visto che c'erano altri detenuti nella sezione che erano in attesa di essere chiusi, temevano che questi 4 con questi bastoni, che poi ripeto alla fine sono stati 5 ad essere coinvolti in questo evento critico, comunque temevano che potevano andare ad aggredire quei detenuti che attendevano di essere chiusi nella propria camera di pernottamento. Quindi i poliziotti penitenziari, 4 che dicevamo, 2 sottufficiali e 2 agenti, fanno ingresso nella sezione. Nella realtà 2 agenti sono stati riservati degli sputi gratuiti e non abbiamo capito noi per quale motivo questo tipo di azione, non l'abbiamo completamente capita, se non che a uno dei 2 che in modo particolare gli chiedeva: scusate, ma perché mi sputate, perché ce l'avete con noi? Tutti e 4 hanno alzato i bastoni e l'hanno puntato per bastonarlo in testa. Allora, grazie al pronto intervento dei 2 sottufficiali e l'altro agente, che si sono frapposti tra l'aggredito, il poliziotto aggredito e i 4 facinerosi che avevano intenzione proprio di fare del male seriamente a quel poliziotto penitenziario, si è evitato il peggio. Il giorno seguente, il sabato, subito dopo pranzo, i 4, che poi ripeto è emerso essere in 5 in buona sostanza, si sono resi promotori della preparazione di un episodio di rivolta in carcere. Hanno iniziato ad incendiare delle bombolette di quelle da campeggio che sono in dotazione, che loro possono acquistare sostanzialmente per cucinarsi. L'episodio non è stato portato a buon fine perché sostanzialmente sono arrivati un numero cospicuo di poliziotti penitenziari fuori servizio
Il comandante ha preso in mano la situazione in prima persona, quindi hanno chiamato anche poliziotti penitenziari da casa, hanno chiamato di supporto poliziotti penitenziari degli istituti penitenziari vicini di Bolzano e di Verona per dare supporto. In buona sostanza l'episodio è scemato e i 5 detenuti sono stati immediatamente trasferiti nella stessa giornata di sabato per quello che sono a conoscenza, in altri istituti penitenziari del Veneto. Ecco. Questo è quello che sta succedendo, sono stati immediatamente denunciati, trasferiti secondo quelle che sono le previsioni sul tema delle aggressioni al personale di polizia penitenziaria, cioè c'è una circolare specifica che prevede esattamente che i detenuti devono essere trasferiti immediatamente a carico degli stessi quando si rendono protagonisti di episodi di questa gravità. È prevista anche la richiesta al Dipartimento del 14 bis, quindi significa una carcerazione abbastanza seria e dura per costoro. Questo per dirvi, sta diventando sempre più difficile per i poliziotti penitenziari venirne a capo. Le minacce sono all'ordine del giorno, le aggressioni idem. Quello che noi chiediamo a chi ci governa, abbiamo visto che già hanno fatto un pacchetto di attività a tutela proprio dei poliziotti penitenziari, ma quello che noi stiamo chiedendo proprio vivamente come SINAPPE lo chiedo io personalmente come segretario regionale Andrea Mazzarese, lo chiedo, dico fortemente, è quello di dotarci quanto prima delle body cam in modo che gli episodi di minaccia non passano sotto traccia, perché molto spesso la minaccia è il preludio all'aggressione. Quindi il detenuto già quando inizia a minacciare di morte, di aggressione, di rompergli le ossa, eccetera, il poliziotto penitenziario deve essere denunciato e questi episodi devono essere ripresi, ascoltati, sentiti con le body cam. Si arriva a tutto questo, se ne parla, se ne continua a parlare, però fino adesso vabbè, Andrea, perdona l'interruzione. Prego. Poi bisogna vedere il giudice che li processa. Se c'è il pubblico ministero che li vuole mandare a processo, il giudice se li condanna, perché siamo in un'Italia molto particolare. Noi siamo in un'Italia in cui appunto abbiamo i direttori del carcere che applicano in maniera seria e precisa quelli che sono i regolamenti, i circolari del DAP, e quelli che invece fanno un po' come cavolo vogliono loro. Figurati se lo fa un direttore di un carcere, figurati un po' i giudici che pensano di essere chissà chi in terra. Vedi Pasquale Gallo, ma il comune mezzo gaudio. Tu prima parlavi di quello che è successo ad Ariano Irpina. Ecco, comunque la situazione è quella. Ad Ariano Irpina, come anche a Trento e tutto il Triveneto, insomma, se non c'è poi lo spirito di corpo di voi agenti della polizia penitenziaria, quando succedono i casini, sono quelli che stanno in prima linea che se li devono smazzare. Cioè, Antonio, a proposito, volevo intervenire a proposito di condanne o altro. Esprimo la mia vicinanza ai ragazzi di San Gimignano. Ieri c'è stato l'appello e purtroppo è stata confermata la condanna. Perdonatemi, avevo lasciato il cellulare acceso. È stata confermata la condanna per tutti. Su un fatto che io conosco benissimo perché ho avuto modo di andarci con l'attuale ministro, nonché vice premier Matteo Salvini 2 volte. Siamo stati a San Gimignano per questa situazione, per questa storia qui. Lì ripeto, rispetto a quello che è la giustizia, per l'amore del cielo, assolutamente, però mi trova contrariato, perché vedendo i fatti e assistendo a una condanna di 10 colleghi, veramente fa rabbrividire, ti fa riflettere tutti quelli che sono i rischi che nel quotidiano corrono tutti i miei colleghi che lavorano in prima linea. Quindi piena vicinanza ai colleghi e auspichiamo che comunque la giustizia magari possa arrivare alla fine con la Cassazione, perché è veramente assurdo quello che sta accadendo e quello che è accaduto. Quindi le abbraccio uno a uno e gli dico di non mollare, perché veramente è una situazione tosta. Sì, è tosta perché ci sono anche tutte le pene aggiuntive, addirittura sono arrivati a togliere la patria potestà. Cioè dico, veramente ci sono
ci sono giudici che riconoscono il valore morale di di un nuovo giunto in Italia che si mette a spacciare droga perché non ha altro modo per procurarsi reddito e cibo, e poi addirittura tu vai a togliere la patria potestà a delle persone che lavorano in posti veramente di M, fatemelo dire, in posti di M con tanta gente di M, perché ormai non è manco più la criminalità di una volta. Insomma, una volta c'erano dei detenuti con cui ci potevate parlare, adesso la maggior parte sono malati di mente, oltre che tossici persi, insomma. Ma il problema principale è proprio quello: malati di mente, detenuti che non dovrebbero stare in carcere, ma abbiamo anche quelli che ci marciano su queste cose qua, Sì. comunque, Sì, perché comunque non c'è più la malavita, ma parliamoci chiaro, non c'è più la mafia di una volta, la camorra di una volta, la saga Corona Unita di una volta, di gente che comunque era abituata a stare in carcere, sapeva, come diciamo noi, sapeva farsi la galera. Oggi non è così. Oggi sono 4 bossetti da 4 soldi, quindi veramente non c'è più il detenuto di una volta, ma noi questo lo diciamo da tanto. All'interno degli istituti penitenziari trovi tantissime persone che non sono avvezze al rispetto delle regole. Sappiamo bene che la stragrande maggioranza sono detenuti extracomunitari, che sono i peggiori in assoluto, perché non gliene frega nulla, né del paese che li ospita, né della divisa, né dello Stato, di nulla veramente. Non gliene frega niente, tutto gli è dovuto. Il collega che lavora in prima linea ha questo tipo di difficoltà, perché se al detenuto una cosa aspetta, il poliziotto penitenziario glielo dà, appunto, e basta, perché non è che si alza la mattina per andare a fare guerriglie. Però per la prima volta che magari la prima volta che tu gli dici di no, non ti spetta, non puoi farlo, apri il cielo che accade finché non ti arriva una lamentata in faccia, uno sputo o un'aggressione fisica. È questo che comunque chi sta all'esterno deve capire, quello che si vive realmente all'interno degli studi penitenziari. E io, come dico da un po', il problema non lo risolvi spostando il detenuto, perché se il detenuto fa casino a Trento io lo sposto a Verona o viceversa. Secondo me bisogna adottare una soluzione completamente diversa, isolare queste persone, individuare degli istituti dove mettere dentro queste persone, così ripulisci, tra virgolette, gli istituti penitenziari, fai stare bene i colleghi, ma è una situazione molto lunga e complicata che io, approfittando del mio incarico, cercherò di portare avanti, perché già ho iniziato a portarla avanti sperando di riuscire, perché non è poi sempre tutto facile. Rispondendo ad Andrea sulle bodycam, ci siamo, perché comunque sono in fase di sperimentazione. Io credo che a breve si arrivi al dunque, e rispetto invece al taser tocca continuare a spingere, perché ci sono stati l'idea di questo governo, ma fu una proposta della Lega di dotare la polizia penitenziaria del taser, solo che ci sono stati dei problemi, perché praticamente all'interno degli istituti penitenziari gli spazi sono piccoli per una questione di sicurezza, perché il taser non può essere usato in alcune circostanze. Cioè, diciamo che abbiamo trovato un po' di ostacoli, però io credo che comunque bisogna battersi affinché veramente si arrivi alla dotazione anche per il corpo di polizia penitenziaria del taser, che per me è fondamentale. Come ho detto in passato, è un deterrente, perché se chi hai di fronte sa che tu comunque sei in possesso del taser, secondo me l'80% dei casi non accadono semplicemente perché ci pensa su 3 volte una persona prima di aggredirti o di fare il boss delle torte, perché noi all'interno degli istituti penitenziari abbiamo perdonatemi la primavera, abbiamo non più detenuti di una volta, ma tanti sono boss delle torte, minacce da 4 soldi, perché ripeto, il vero detenuto di una volta, il detenuto di una volta certamente certi tipi di atteggiamenti non li usava e soprattutto non li tollerava, e faceva in modo che anche la restante popolazione detenuta si comportasse in un certo modo. Oggi non c'è più, me ne può dare atto Pasquale, che forse tra me e Andrea è quello più anziano di servizio. Pasquale, non ti offendere. E quindi è anche magari la tipologia di detenuti campani, no? Di quelli che sto parlando io, rispetto ad oggi. Oggi veramente all'interno degli istituti penitenziari trovi di tutto. La stragrande maggioranza, ripeto, sono detenuti stranieri, che sono i primi ad essere non avvezzi al rispetto delle regole, a fare casini in continuazione. Quindi su questo bisogna intervenire.
aspettiamo un attimo come va il discorso del centro in Albania, perché quello potrebbe essere un buon inizio, e magari cercare altri accordi internazionali, perché poi noi parliamo, diciamo dobbiamo mandarli a casa loro, ma magari fosse così facile. Io quello che posso dire con certezza è che questo governo ci sta provando, ci ha provato e ci proverà, però voglio sempre ricordare che per spedire un essere del genere a casa sua ci vogliono gli accordi internazionali, non è che li metti sull'aereo e li scarichi in Marocco, in Tunisia, in Algeria o da altre parti. Certo, perché tanti non sanno che un pilota di un aereo si può... perché uno dei problemi grossi che oggi ci ritroviamo agli istituti per minori e domani ci ritroveremo all'interno degli istituti per adulti sono i minori non accompagnati, sono veramente tanti. Per minori non accompagnati, per chi non lo sapesse, intendo coloro che arrivano da paesi esteri da soli, senza accompagnatori, senza genitori, arrivano in Italia, delinquono, non vogliono sapere nulla e sono loro i principali protagonisti di tutti i casini che accadono negli istituti penitenziari per minori. E questi sono problemi che poi noi ci ritroviamo agli adulti, perché cresceranno, usciranno, andranno a delinquere e te li ritrovi negli istituti per adulti e il modus operandi è sempre lo stesso. Antonio, diamo la parola a Pasquale Gallo prima. Pasquale, e poi Andrea, perché siamo quasi in fase di termine del nostro tempo. Vai Pasquale. Sì, condivido quello che ha detto Antonio, c'è ancora tanto da lavorare, qualcosa è stato fatto, ma bisogna percorrere comunque la strada della sicurezza e della tolleranza zero nei confronti di coloro che sbagliano all'interno delle carceri. Come diceva Antonio, bisogna isolarli, magari creando altri circuiti detentivi o carceri dove restringere queste persone. Sono consapevole del fatto che non è facile in Italia, perché l'Italia ci sono delle leggi garantiste, ci sono i ricorsi, ci sono gli avvocati. Non è facile fare un passo del genere in un paese dove per tanti anni, ripeto, c'è stata trascuratezza nei confronti della sicurezza. Le carceri venivano viste semplicemente come un contenitore di rifiuto sociale delle persone che non volevano essere rifiutate dalla società, ma in questo momento serve il polso fermo. Questo è il momento in cui bisogna agire, bisogna fare fatti, che ben vengano le bodycam, che ben venga il taser, che ben vengano una risposta netta dello Stato, una sensazione da parte del detenuto che è finito il regime dell'impunità, che si dà inizio al regime veramente vero e proprio disciplinare e penale nei confronti di coloro che sbagliano, perché è uno strumento in più. Bisogna ristabilire che la divisa nell'istituto, la divisa va rispettata, va onorata. Il detenuto, quando vede davanti a sé la divisa, vede lo Stato, vede un muro invalicabile, e quello che di cui si deve riappropriare lo Stato e il corpo di polizia penitenziaria all'interno degli istituti, altrimenti la vedo dura, la vedo difficile, ma sono convinto che la strada intrapresa è quella giusta. Spero che non sia lenta, ma si proceda a passo rapido. L'unica cosa, Pasquale, è che dovete resistere. Non mi piace usare questo termine, però dovete tenere duro. Purtroppo sì, è così adesso. In questo appunto, momento ci dobbiamo Però perdonami, Mimmo, mi allaccio a quello che diceva Pasquale. Una cosa volevo dirla: se sta venendo fuori tutto questo, diciamo, riprendendo l'articolo del Fatto Quotidiano, se i detenuti stanno reagendo così, vuol dire che il governo e lo Stato stanno lavorando bene. Sì. E questo ci deve far riflettere e ci deve trasmettere un po' di positività, perché se il detenuto inizia a lamentarsi e dice queste cose, vuol dire che chi è demandato, in questo caso l'esecutivo, il governo, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento, lo Stato, noi, vuol dire che si sta lavorando bene e che la fontana si sta per chiudere. Andrea Mazzarese. Andrea, ci teneva. Sì, Mimmo, guarda, io sottoscrivo pienamente quello che ha detto il collega Pasquale, quello che ha detto Antonio relativamente a bodycam, relativamente a taser, relativamente a bisogna provarci costantemente per cercare di migliorare queste condizioni, sulle soluzioni che Antonio ci ha detto dove bisogna mirare, puntare per cercare di giungere a delle migliorie.
Concludo, perché credo che lo spazio ormai stia volgendo al termine, esprimendo vicinanza per i 2 poliziotti di Trento che venerdì sera sono state vittima di questa aggressione, sono in convalescenza, addirittura dicevo prima bastonate, va tutta la vicinanza del segretario regionale Sinappe Andrea Mazzarese, ma credo che da parte di tutti coloro che indossano una divisa devono tenere duro, stiamo lavorando, cercheremo di fare sempre di più per migliorare le condizioni e soprattutto affinché una persona, quando si mette la divisa per andare a lavorare, se la mette non facendosi il segno della croce, chissà cosa mi succede oggi, ma andando a lavorare dicendo faccio rispettare la legge, ce la metto tutta e mi sento tutelato pienamente dallo Stato, voglio dire che io mi sto apprestando a rappresentare. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Grazie Andrea. Vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, ragazzi, e vi auguro un buon pomeriggio. Antonio, finisci tu, dai. Vabbè, io mi associo al messaggio di Andrea, piena vicinanza ai colleghi. Dai ragazzi, tenete duro. Auguri di una pronta guarigione. Volevo salutare Pasquale e ringraziarlo per il tempo che ci ha regalato anche oggi. La stessa cosa vale anche per Andrea. Noi ci vediamo venerdì, come ti ho detto, quasi sicuramente di presenza, non ti do il 100%, perché se no me lo rinfacci per 6 mesi. Niente, Pasquale c'è, volevo salutarlo. Un saluto. Ci sei, Pasquale? Okay. Un abbraccio, un saluto a tutti, ad Antonio, ad Andrea e a tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie. Vai Antonio, vai. Come diciamo sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il Sinappe e grazie sempre a Radio Libertà. Buonasera a tutti. Restate su Radio Libertà per i prossimi programmi. Ciao a tutti e grazie. Avete ascoltato Spazio Più. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già nel